Alla vigilia della manifestazione in programma domani, sabato 17 maggio a Gradisca, per chiedere la chiusura del centro di permanenza per i rimpatri, ospitato nell'ex caserma Polonio, appuntamento organizzato da Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, Lorenzo Tamaro, rilancia sul fronte opposto, chiedendo invece una maggiore diffusione dei centri a livello nazionale al fine di ridurre i sovraffollamenti e la ristrutturazione completa della struttura isontina. No a qualsiasi proposta di chiusura del CPR, è una struttura fondamentale e indispensabile per garantire il rimpatrio di persone che sono entrate irregolarmente, si sono trattenute irregolarmente sul nostro territorio nazionale e nella stragrande maggioranza dei casi hanno commesso dei crimini al danno della collettività. Quindi noi siamo non solo per il mantenimento del CPR, ma per un rafforzamento e sicuramente per una ristrutturazione che garantisca sicurezza a tutti gli operatori di polizia. Si facciano più centri di permanenza e di rimpatrio in tutte le regioni in modo da poter dare quel segnale di legalità che tutti i cittadini ogni giorno ci chiedono. Intanto su quello del Friuli Venezia Giulia come bisogna agire a Gradisca? Bisogna effettuare una ristrutturazione completa del centro in modo da poter garantire quotidianamente lo svolgimento normale della vita quotidiana sia degli ospiti che degli operatori di polizia.